Amici da casa, un bel momento qui a Cantiamo Napoli e parliamo di radio, parliamo di coloro che vi fanno compagnia, ci fanno compagnia 24 ore al giorno, in questo caso Radio Orion. Orion, sì, ma anche tu sei una vecchia volpe della radiofonia locale, un pioniere. Oramai diciamo ci conosciamo sì. da oltre un ventennio, non sveliamo poveri che sono 45 anni. Siamo partiti con le radio a valvole e adesso siamo passando un po' di tempo nell'era digitale, ecco. Anche perché questo è una cosa che io devo dire, perché io pochi giorni fa ti sono venuto a trovare in radio, e come tu hai ben potuto constatare, io ho riconosciuto il primo gioiellino, un gioiello che lui ha in radio, che è il primo mixer di radio Incontro. Colgo l'occasione per salutare Peppe Sorrentino, tutti gli amici, Amato, certo, di Don Vincenzo Amato, Salvatore, certo. Ecco, ecco, allora parliamo un attimino di Radio Orion, Orion. una nuova realtà, una realtà di oggi, della musica. Dove vi trovate, le frequenze? Allora, noi siamo una radio di Angri che però vive nel mondo, nel senso che nel corso della nostra vita abbiamo dato vita a diversi format, per cui siamo apprezzati e conosciuti un pochettino anche all'estero. Con le Stelle di Napoli stiamo portando nel mondo la filosofia di vita napoletana. Sicuramente. Selezioniamo un pochettino i cantanti, selezioniamo la musica in base al ritmo e diamo un impatto molto romantico a quello che noi mettiamo in onda. Per cui quindi il format è completo, e io colgo l'occasione per salutare tutti i tuoi conduttori, in particolar modo a un pazzo che io voglio bene, lo stimo, lo rispetto, e gli mando un saluto, lui capisce. E a proposito di Stelle di Napoli, a fianco a te c'è una stella valida, di Napoli. Io sono una conduttrice, adesso parlo in veste di speaker radiofonica, che faccio il programma su Radio Orion il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 10:30. Le frequenze sono 101,5, 102 e 150, però ci potete ascoltare anche in streaming, ovviamente sul sito radioorion.net, quindi vi aspettiamo numerosissimi ad ascoltare le Stelle di Napoli. Sicuramente, sicuramente. Allora con Stefano Iannone, con il nostro amico Orazio, con Omino Sessa, Lello Ferretti e tutto qui da Villa Mirabella vi diciamo Cantiamo Napoli!